D'accordo. Buonasera signore e signori. Un attimo ancora, Luca. Che sta... Ok, vai. Buonasera a tutti, carissimi signori, signore, buonasera, grazie per esservi collegati a questo appuntamento, le sfide nel territorio per la transizione ecologica, un confronto tra i candidati. Allora, come forse già potete vedere, essendovi collegati ora sulle pagine Facebook sia della Difesa del Popolo, settimanale diocesano di Padova, sia di ASVES, che è l'Associazione Veneta per lo Sviluppo Sostenibile, siamo in compagnia di ben 9 candidati alle prossime elezioni politiche che, come sapete ormai tutti, si svolgeranno nella giornata di domenica 25 settembre dalle 7 alle 23. Caro saluto a tutti voi, caro saluto a tutti voi segue immediatamente così la presentazione del tema che abbiamo deciso di mettere al centro di questo dibattito noi come settimanale diocesano e ASVES come nodo locale dell'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, cioè ASVIS. Il tema è quello della sostenibilità, una sostenibilità che diventa centrale sia dal punto di vista climatico, ambientale, sia dal punto di vista sociale, economico e proprio dello sviluppo a 360 gradi. Vi presento immediatamente i candidati che sono qui presenti con noi, a cui rivolgeremo poi 2 domande, ma prima del dibattito vero e proprio avremo anche la presentazione di 2 importanti documenti. Il primo è la lettera aperta alla politica italiana, scritta da ormai centinaia, possiamo dire, di scienziati in tutta Italia. E poi l'altro grande documento sono le 10 idee per un'Italia sostenibile che ha diffuso in queste settimane proprio ASVIS. Allora, prima della breve presentazione di questi 2 documenti, ecco la presentazione invece dei candidati che noi potremo eleggere in Veneto alle prossime elezioni politiche. In rigoroso ordine alfabetico, come a scuola, effettivamente, come osservavano loro così nella presentazione dell'incontro, abbiamo Emanuele Alecci per la coalizione di centrosinistra, PD, candidato al Senato. Abbiamo Lino Bellato per Azione Italia Viva Calenda. Sì. Abbiamo Enrico Cappelletti, Movimento 5 Stelle, senatore uscente. Giuseppe Castaman, Lega, per la coalizione di centrodestra. Buonasera. Abbiamo Elisabetta Gardini di Fratelli d'Italia, anche lei coalizione di centrodestra. Luca Lendaro, Unione Popolare, benvenuto anche a lui. Poi abbiamo Sandro Maculan, Partito Democratico, coalizione di centrosinistra. Stefano Marangon di Azione Lista Italia Viva Calenda, benvenuto anche a Marangon. E infine Sonia Perenzoni, anche lei Movimento 5 Stelle. Dulcis Grazie e benvenuti. Sì, la P è l'ultima lettera del nostro elenco, effettivamente. Bene, allora, prima di cominciare con le nostre domande, passo subito la parola al professor Davide Pettenella dell'Università di Padova, del Dipartimento per il Territorio, Ambiente, Agricoltura e Foreste, il quale ha il compito proprio di introdurci alla lettera che gli scienziati hanno rivolto alla politica sostanzialmente all'inizio di questa campagna elettorale. Grazie, professor Pettenella. Grazie, grazie a voi, grazie dell'invito. La lettera del 3 agosto inizia in questi termini. L'Italia risente più di altre zone del mondo dei recenti cambiamenti climatici di origine antropica e dei loro effetti. E noi potremmo dire in questo dibattito che è il Veneto, probabilmente tra le regioni italiane, una delle regioni che più risente dei problemi di alterazione del clima.
E soltanto due riferimenti che vorrei fare importanti per sostanziare questa affermazione. Le statistiche ISPRA sul consumo del suolo, che vedono il Veneto in termini assoluti essere la seconda regione italiana dopo la Lombardia in termini di perdita di suolo agricolo, con un valore di 765 ettari nell'ultimo anno. Obiettivamente un dato in riduzione negli ultimi anni, ma pur un dato estremamente significativo. In termini assoluti, come vi dicevo, il secondo a livello italiano. Ma ancora più preoccupante è che in termini relativi il Veneto da anni occupa la prima posizione tra le regioni italiane, con una perdita di suolo di 3,7 metri quadrati per ogni ettaro di terreno agricolo. Un dato molto molto grave questo, soprattutto pensando che a parte la Lombardia tutte le regioni italiane sono sotto la quota di 3 ettari, 3 metri quadrati per ettaro. Ecco. L'altra informazione che mi sembra qua interessante rivelare e sottolineare è quello che il Veneto è probabilmente la regione più esposta in termini anche economici alla crisi climatica, nelle sue 3 dimensioni: crisi della biodiversità, crisi idrica e crisi energetica. Crisi della biodiversità, pensiamo a Vaia, che è stato il singolo più grave fenomeno di danno ambientale che l'Italia ha subito da quando abbiamo memoria statistica di questi problemi. Anche se non abbiamo una valutazione economica precisa dei danni di Vaia, sappiamo che ha distrutto 12.000 ettari di foreste, ma soprattutto ha creato, e questo è l'aspetto anche interessante, importante da ricordare, le premesse per la diffusione del bostrico. E quindi di un danno che anche in questo caso mal conteggiato finora, molto probabilmente sarà ancora maggiore del danno creato da Vaia stessa. Crisi idrica. Beh, è la crisi evidentemente di quest'estate, che però ha colpito il Veneto ancora in forma più particolare, proprio per il tipo di coltivazioni presenti nel Veneto, che sono coltivazioni molto spesso che hanno bisogno di grandi risorse idriche, e per il fatto che il Veneto controlla il delta del Po ed è stato interessato a quel fenomeno del cuneo salino che ha creato enormi problemi all'agricoltura della provincia di Rovigo e non solo, evidentemente. Ecco. Crisi idrica, ricordiamoci che il problema dell'acqua l'acqua alta a Venezia è un problema recente, ed è anche questo un problema di uno squilibrio idrogeologico del territorio veneto. Peraltro Vaia, ricordiamoci, che ha creato, a differenza che in altre regioni colpite da Vaia stessa, nel nord-est, enormi problemi al sistema di reticolo idrografico del Veneto, e gli interventi della regione sono stati prevalentemente proprio finalizzati a ricostruire la stabilità idraulica creata da Vaia stessa. E infine la crisi energetica. La crisi energetica che trova il Veneto particolarmente esposto per la sua struttura industriale, per la presenza di alcune aree di eccellenza e di specializzazione che dipendono tantissimo dalla disponibilità di fonti energetiche. Pensiamo al settore metalmeccanico, ma anche a quello cartario o quello del vetro. Quindi una esposizione ancora maggiore del settore industriale a questi problemi. Nonostante che il Veneto sia un produttore abbastanza significativo di energia elettrica da fonti rinnovabili, il 44% del totale del consumo di energia elettrica è coperto da rinnovabili. In questo siamo la 6ª regione, quindi non primeggiamo. Però è importante ricordarci
la capacità di produzione di energia rinnovabile nel Veneto è per più del 50% collegata all'idroelettrico. La gestione del settore idroelettrico tradizionale crea non pochi problemi anche per la competizione nell'uso delle risorse idriche. Il settore idroelettrico è stato enormemente sfruttato nel passato e le grandi centrali idroelettriche non si possono certamente ampliare con nuovi impianti. C'è il problema grossissimo e molto molto critico del microidroelettrico, con le centinaia di domande di nuovi impianti che abbiamo nel Bellunese. Bellunese però che si trova in una situazione molto particolare, anche questa è una situazione da tenere in considerazione, perché è il grande approvvigionatore di energia rinnovabile per il resto delle province. Però di questa grande capacità di produrre energia rinnovabile, la provincia di Belluno non trae grandissimo beneficio. E qui c'è un problema quindi ambientale, ma anche sociale e quindi politico molto importante, che è quello in un certo senso del riequilibrio e della riarmonizzazione, del dare e avere nella produzione di energia elettrica. Finisco dicendo che tutti questi problemi ambientali hanno trovato un'icona nell'evento drammatico della Marmolada. E questo di per sé è abbastanza importante e significativo, perché il fenomeno stesso ha creato grande aspettativa, che non sembra essere molto corrisposta dal livello di dibattito su queste questioni che abbiamo qua in Veneto in questa campagna elettorale. Eppure la questione è fondamentale e, al di là degli eventi eccezionali, come è stata la Marmolada, sono i cambiamenti del giorno dopo giorno, anno dopo anno, che preoccupano. Voglio farvi, e qua finisco, un solo riferimento, un solo caso. L'agricoltura veneta, che è un'agricoltura di grandissima qualità, si basa sostanzialmente sui prodotti tipici, quei prodotti che hanno un forte legame col territorio. Ma quale territorio? Il territorio che abbiamo avuto nel passato. Ma se questo territorio è soggetto a fenomeni di cambiamento climatico, se avremo la necessità, l'obbligo dello shift altitudinale o latitudinale, dove andremo a produrre il formaggio asiago? Dove andremo a produrre il prosecco in un Veneto con un clima cambiato? Ecco, qualche elemento di riflessione per provocare un po' il dibattito e le vostre capacità di proposta. Grazie. Grazie a lei, professor Pettenella, grazie per questa grande introduzione sul clima e su tutti i problemi che da esso possono derivare. Ora la parola subito a Giorgio Santini, che è il presidente dell'ASVES e il responsabile per le regioni dell'ASVIS a livello nazionale, e sulle 10 idee per un'Italia sostenibile che l'Alleanza ha coniato. Sì, grazie. Intanto un caro saluto a tutti, una buona serata. Io riprendo volentieri da dove ha concluso il professor Petenella. Il senso di questo decalogo, diciamo, di questi 10 punti dell'ASVIS, è riassumibile in due parole, cioè da un lato riproporre il tema dell'urgenza, perché il tempo che è segnata quest'anno, tra l'altro, da una curiosissima circostanza, che il 25 settembre è anche l'anniversario del giorno in cui fu approvata la strategia delle Nazioni Unite, l'Agenda 2030, no? Che è in qualche modo il faro su questi temi, con i suoi 17 obiettivi e i suoi 169 target da raggiungere, alcuni già entro il 2020 regolarmente non raggiunti purtroppo. Ecco, dicevo l'urgenza perché anche solo a guardare il calendario, il 2022 è giusto a metà del percorso verso il 2030, ma noi non siamo assolutamente a metà del percorso delle politiche necessarie per raggiungere quegli obiettivi così, diciamo, seriamente, scrupolosamente, con tanta fatica definiti nel 2015 a livello di Nazioni Unite, che sono impegnativi per tutti i paesi, sono oltre 190 i paesi del mondo che hanno aderito,
e quindi a maggior ragione ai paesi come l'Italia che hanno più possibilità di altri, no, sto pensando a chi non ha queste possibilità purtroppo, magari per condizioni di marginalità, per condizioni di sottosviluppo, con tutte le cose che sappiamo, ma i paesi diciamo più avanzati debbono avere, sentire questa urgenza. E l'altro punto del documento è l'efficacia, la sostanzialità, insomma, cioè la sostenibilità è un tema che si presta, come sappiamo tutti, anche a delle facili presentazioni, no? Cioè chi non è d'accordo sulle parole, nel senso che sono tutte, diciamo, buone intenzioni che sono anche, suonano anche bene, eccetera. Ecco, il problema della sostanzialità, quindi l'urgenza da un lato e la sostanzialità dall'altro, cioè effettivamente cambiare il corso delle cose per poter evitare di essere fuori tempo e quindi poi coinvolti, come già siamo, in tutte quelle conseguenze che venivano ricordate, è l'altro significato grande di questo documento. Quindi non si parla di solo, virgolette, di ideali o di politiche generali, si parla di cose che abbiano un'incidenza sulla nostra realtà. Allora, il primo tema, che ne riassume alcuni, i 10 obiettivi sono molto articolati, sono li avete visti. Il primo tema è proprio quello della coerenza delle politiche. Servono politiche che siano appunto sostanziali, efficaci, coerenti e servono all'interno di una programmazione che peraltro ancora prima del precipitare adesso degli avvenimenti bellici che hanno ancora di più complicato il quadro, in uscita dalla vicenda pandemia erano stati anche, sono stati definiti in sede europea soprattutto in maniera interessante ed importante, insomma, come, senza dilungarci, il PNRR presenta un quadro di osservazione della realtà, per esempio introducendo questi temi delle transizioni, no? Questa espressione resilienza, cioè resistere, ma trasformando. Resilienza trasformativa significa realizzare delle transizioni che in qualche maniera ci permettono di risolvere i problemi oggi e di trovarci domani, dopodomani, in un mondo che sia ambientalmente e anche socialmente più sostenibile. E quindi le transizioni, l'energetica, l'ambientale, che devono in qualche modo essere sostenute da una visione di futuro e che devono essere anche molto attente alle conseguenze sociali, perché non sono fenomeni, non sono azioni neutre, sono azioni che cambiano. Pensate per esempio alla questione energetica, cambiano le fonti di approvvigionamento, cambiano le materie che vengono usate, determinano anche situazioni per esempio di difficoltà lavorativa per molti settori, di difficoltà economica, e quindi non è un percorso facile, è un percorso sul quale però bisogna avere questa visione di futuro, no? Addirittura nei 10 punti si parla di un istituto per il futuro, addirittura che sappia prevedere in maniera organica tutte queste conseguenze, ed è una delle cose su cui bisogna insistere, così come l'attenzione sociale. Ecco, e poi la terza cosa importante che dice il nostro documento è quella della dimensione territoriale. Io qui non devo aggiungere nulla a quanto ha già detto il professor Petenella, perché il Veneto è, da molti punti di vista, io non sono per drammatizzare mai le situazioni o caricaturarle, il Veneto ha tante buone cose nel suo interno, ma nel suo sviluppo, nella sua capacità di avanzare, di crescere, di dare delle risposte, però purtroppo su questi temi, questi 2 o 3 temi che ricordava anche Petenella, che sono un po' i temi cardine della sostenibilità, è una delle regioni che ha più problematiche. Il consumo di suolo lo ricordava lui, gli eventi, no, che, diciamo, estremi che stanno capitando, ma io aggiungo anche per esempio il tema dell'inverno demografico, per esempio, che riguarda il nostro Veneto, cioè quindi l'abbandono sia dei territori sia delle prospettive anche di crescita sociale delle nostre comunità, quanti paesi spopolati, quante realtà in difficoltà, quante aziende senza lavoratori, e magari i nostri giovani invece non sono nei percorsi giusti. Ecco, e quindi da questo punto di vista la dimensione territoriale è molto importante, e su questa, sempre in termini di sostanzialità e di urgenza, i 10 punti che noi poniamo sono vogliono anche indurre tutti i sistemi istituzionali, quindi dal governo, dall'Unione Europea, dal governo,
dai governi regionali, dai governi territoriali, quella che noi chiamiamo una strategia multilivello per la sostenibilità, che dia, trovando anche la giusta cooperazione tra di loro, che dia le risposte. E poi naturalmente la dimensione anche della sostenibilità sociale. Tutti gli studi, anche se magari noi tendiamo a non accorgerci, ci parlano che la pandemia, l'evoluzione che sta avvenendo, in realtà sta acuendo le disuguaglianze e quindi bisogna provare a capire come riuscire a fare in modo che questo non succeda. Pensate alle politiche sociosanitarie, ad esempio, che hanno bisogno di essere riviste in questo senso. Pensiamo al problema ancora della parità di genere, al problema del fatto che sembra una cosa incredibile, ma anche il Veneto ha 100.000 giovani che sono dispersi post scuola secondaria, sono dispersi, sono NEET, sono senza lavoro, tanti se ne vanno, tanti girovagano e si perdono nei percorsi difficili della vita. Ecco, l'ultimo punto sul quale, quindi su questo punto bisogna assolutamente, il tema delle disuguaglianze, il tema della dignità delle persone, della costruzione di società coese è fondamentale anche per la sostenibilità poi fisica, territoriale, energetica, come abbiamo detto. L'ultimo punto lo dico anche perché mi auguro che molti di voi insomma possano entrare in Parlamento, è la dimensione istituzionale. È successa una cosa importante nella scorsa legislatura: la sostenibilità è entrata nei principi fondamentali della nostra Costituzione, sia nella dimensione appunto della sostenibilità di tipo ambientale, quindi il valore dell'ambiente, ma anche nella dimensione del percorso intergenerazionale, cioè è un punto della nostra Costituzione. Bisogna pensare nelle azioni anche al futuro delle prossime generazioni, che è uno dei cardini fondamentali della sostenibilità. Ecco, da questo punto di vista è molto importante che sia nella Costituzione, ma come sapete voi non bastano, i principi non basta metterli in cornice, bisogna anche poi renderli concreti. E qui nel documento noi avanziamo alcune idee anche di vita istituzionale parlamentare. Vi dicevo delle strategie, quindi il governo, le regioni, i territori, i comuni devono avere delle strategie di sostenibilità nei loro programmi, proprio nei loro documenti programmatici da un lato e nelle loro azioni poi concrete, e dall'altro anche in Parlamento, per esempio, sarebbe interessante, non c'è oggi, costituire, ci sono 10-11 commissioni parlamentari in ogni ramo, in ognuno dei due rami, costituire le commissioni parlamentari della sostenibilità che istruiscano i percorsi anche di legge, di legislativi, in maniera diciamo così approfondita, tematica, ma tenendo insieme i diversi aspetti, così come anche il discorso poi di costituire, sarebbe molto importante, come si è fatto anche per la solidarietà, sussidiarietà, un intergruppo parlamentare che unifichi proprio le azioni di Camera e Senato, dei due rami, che unifichi le azioni in modo tale che poi l'attività del governo sia fortemente sostenuta dalla partecipazione territoriale, dicevo le strategie a livello territoriale, ma anche dalle istituzioni in quanto tali, che possono avere su questo anche, a mio avviso, un rinnovato impegno, un rinnovato ruolo e anche forse una rinnovata spinta a darsi, diciamo così, una dimensione molto più efficace rispetto ai problemi che abbiamo. Mi fermo qui, credo di aver reso l'idea, insomma, ascoltiamo molto volentieri anche le vostre opinioni per farne tesoro poi, perché noi come struttura, come ASVES Veneto e anche nazionale ASVIS, siamo impegnati proprio per essere dei soggetti che pungolano, aiutano le istituzioni, le organizzazioni dei lavoratori, delle imprese, il mondo del terzo settore, aiutano a far costruire, a far nascere questa strategia che sia efficace, sostanziale, ma come dicevo prima, urgente. Bene, allora grazie anche a Giorgio Santini per averci introdotto al secondo grande documento che ci ha ispirato questo dibattito. Dunque, ora cominciamo concentrandoci, come dicevo all'inizio, prima grande questione, sostenibilità climatica, ambientale, consumo di suolo, tanti dei concetti che il professor Pettenella già ci ha presentato. Sottolineo solo un'altra velocissima citazione della lettera, che è: per ogni grado di riscaldamento climatico
Ad esempio, avremo mediamente un aumento del 30% di frequenza e intensità degli eventi estremi e una rilevante diminuzione del prodotto interno lordo. Tanto per farsi capire poi quanto è concreto il tema ambientale, no? Dunque, grosso modo 3 minuti per ciascuno di voi candidati. Cominciamo in ordine alfabetico, allora da Emanuele Lecci, PD, coalizione di centrosinistra. Prego Lecci. Allora, buonasera, grazie di questa opportunità. Se non vogliamo che rimanga soltanto un discorso vago, io credo che dobbiamo tenere presente una cosa, una questione, che bisogna fare delle scelte importanti nazionali e europee, ma poi ci sono anche delle scelte locali che vanno fatte. Sempre di più anche i rappresentanti al Parlamento sono rappresentanti di un territorio e quindi credo tenere presente questa cosa, almeno nella discussione di questa sera, è importante, perché io credo che anche i colleghi tutti insieme dovremmo prenderci un impegno. Quale, prima di tutto? Io credo che l'impegno più importante è tenere presente che negli ultimi anni questa comunità, anche attraverso, qui parlo di una cosa che più ho seguito, attraverso il cammino di Padova, capitale europea del volontariato, che è stato nel 2020, che è stato un cammino dove ha messo proprio il tema degli obiettivi dello sviluppo sostenibile come uno dei riferimenti più importanti, ci debba portare a fare delle scelte del territorio che vanno protette anche in Parlamento, con interventi nazionali e con interventi locali. Guardate, su questo è molto importante. Non è un caso che la stessa Camera di Commercio di Padova ha fatto un lavoro straordinario sul famoso progetto di hub metropolitano, dove Padova, intesa molto vasta, come luogo vasto, diventa il motore di scelte innovative, di sviluppo sostenibile. Guardate che su questo, per esempio, tenere presente che già ci sono più di 6.250 aziende nella nostra provincia che stanno investendo nel green, questo è un fatto completamente nuovo. Dobbiamo prenderne atto e quindi la strada è cominciare a impegnarci tutti per avviare pratiche di decarbonizzazione di tutto il territorio. L'avevamo detto a conclusione di Padova Capitale, se lo stanno prendendo come impegno molti amministratori, questa cosa va protetta. Questo sul piano sociale è importante perché, scusate solo questo dato, il riscaldamento che abbiamo vissuto, la crisi idrica che abbiamo vissuto, impone una serie di scelte, ma attenzione, l'estate, come sempre, e quest'estate non sarà da meno quando avremo i dati, nella popolazione più fragile, la popolazione anziana per esempio, l'aumento della mortalità è più del 20%, perché non tutti hanno la capacità di raffrescamento. Quindi scelte di messa in cultura di piante, cura di parchi pubblici, serve automaticamente a rinfrescare un ambiente, ma anche permettere alle persone più fragili di poter trovare un luogo dove almeno qualche ora del giorno possono stare più freschi. Allora, qui credo che la discussione che dobbiamo fare anche questa sera con questo incontro è come noi parlamentari alla Camera o al Senato possiamo proteggere delle scelte che ormai questa comunità ha intrapreso. Dobbiamo sostenere imprese, amministrazioni, ma comunità intere che fanno questa scelta seria, perché non ne usciamo più fuori se no. Grazie Emanuela Lecci. Passiamo subito allora a Lino Bellato, Azione Italia Viva. Audio. Non si sente forse Bellato? Eccolo qua, no, scusate, l'avevo chiuso per non disturbare, mentre quando ci sono troppi microfoni aperti si va male, si sente male di solito o possono crearsi dei problemi. Allora, ho ascoltato con attenzione, potrei dire l'elenco dei problemi. Giustamente Santini ha detto sulle dichiarazioni dei principi, sul
sull'elenco anche delle situazioni di criticità non possiamo che essere tutti quanti d'accordo, e ogni problema avrebbe meritato un approfondimento, perché siamo passati da problemi molto concreti che riguardano la situazione di dissesto del Veneto, del nostro Veneto, ad altri problemi che possono riguardare per esempio l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro o nella società a pieno titolo. Sono tutti problemi che meritano di essere trattati e che hanno bisogno di logiche diverse rispetto a quelle del passato. A me viene in mente una cosa: quando c'è stata la crisi, non so se si può dire del 2008, del 2009, del 2010, ci eravamo detti tutti che bisognava cambiare modello di sviluppo, che le cose non sarebbero più tornate come prima. Non credo sia stato proprio così. Certamente certi consumi, certi sprechi sono stati limitati, ma altri hanno continuato a perseguire come se nulla fosse successo. E il cambiamento non passa, vorrei dire, consentitemi questa piccola considerazione, sarà anche retorica, non passa solo attraverso le scelte politiche di cui noi siamo responsabili, ma sicuramente anche attraverso una società stessa che riconosca che ci sono dei problemi che tutti i soggetti in qualche modo devono affrontare. Perché se lo spreco alimentare comincia nelle famiglie. Qualche volta io ho fatto l'insegnante per tanti anni, dicevo ai ragazzi: ma siete mai andati a vedere nei vostri armadi quanti vestiti inutili ci sono? Allora, una società che ha come modello probabilmente un consumismo con pochi limiti, anche se ultimamente i problemi, minori risorse finanziarie che hanno a disposizione le famiglie, situazioni di disagio sotto tutti i punti di vista hanno limitato, però continuiamo a consumare in maniera, vorrei, dissoluta per certi aspetti. Anche questo deve cambiare. La politica, oltre a sollecitare, vorrei dire, i corpi sociali a prendere coscienza di questo problema, del cambiamento di certi usi, di certi costumi, di una certa abitudine al consumo perché probabilmente alcune cose costano poco, la politica deve fare le sue scelte, deve saper dire dei sì e deve sapere dire dei no. Siccome non ho molto tempo a disposizione, guardate, vi faccio solo un esempio che riguarda il luogo dove io abito. Quando c'è stata Vaia, io abito lungo le rive del Piave, a San Donà di Piave. Quando c'è stata Vaia, il livello del Piave è arrivato all'orlo, come si dice. Probabilmente se pioveva un'altra ora, due, il territorio del Basso Piave sarebbe stato completamente allagato. So che da più di qualche anno c'è una grossa discussione cosa fare a monte del Piave. Creare delle zone nel quale il Piave possa avere uno sfogo, ma non si riesce, vorrei dire, scusate il termine molto abusato, a cavarne un ragno dal buco. La situazione rimane così come era 10 anni fa, come era 20 anni fa. Allora, in una situazione idrogeologica difficile, dove il territorio è fragile... È ora di decidere, lei dice, se capisco bene, Bellato. Scusi? È ora di decidere. È ora di decidere, perché se la prossima alluvione o la prossima Zaia sarà un po' più potente di questa, magari senza vento ma con più pioggia, ecco, sappiate che San Donà di Piave e tutti i paesi, diciamo, di quella zona verranno allagati. Ma perché vengono allagati? Perché probabilmente più a monte non si costruisce un invaso che possa raccogliere le acque e su questo invaso non ci si mette d'accordo. Non so se sono andato troppo avanti. Grazie. Bene, bene. Diamo ora la parola ad Enrico Cappelletti, Movimento 5 Stelle. Anche lei l'audio.
Eccoci. Non vi vedo più, ma se voi mi vedete io Sì, faccio i io la miei vedo, saluti. la sento forte e chiaro. Prego, prego. Buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio il direttore Bortoli per questo invito. È vero, bisognerebbe mettere al centro del dibattito, in particolar modo adesso che siamo in campagna elettorale, sviluppo sostenibile, transizione ecologica, ma non è così. La ringrazio sentitamente perché è un'occasione per parlare di un tema che noi come Movimento 5 Stelle vorremmo fosse veramente al centro del dibattito politico, ma ahimè è veramente relegato in un secondo piano. È vero, ci troviamo di fronte a delle situazioni e delle emergenze veramente gravi che dobbiamo affrontare. È così adesso, lo è stato così anche in passato. Altresì vero che però che ci sono dei problemi indifferibili come questo di cui stiamo parlando adesso, di cui il Movimento 5 Stelle è pienamente consapevole. Noi la lettera aperta alla politica da parte degli scienziati, dei professori universitari, in qualche maniera l'abbiamo integrata nel nostro programma o viceversa, non si capisce neanche. Sono 10 anni che cerchiamo di sensibilizzare le altre forze politiche rispetto alla necessità di intervenire per arginare, limitare e affrontare questi problemi. Però giustamente prima il Presidente Santilli diceva servono delle politiche sostanziali e coerenti, e noi spesso e volentieri andiamo a scontrarci contro l'incoerenza e la mancanza di politiche che siano effettive e reali. Ricordiamo tutti il casus belli che ha portato, cioè sicuramente non la causa della caduta del governo, ma sicuramente una delle cause che ha portato poi agli sviluppi che conosciamo tutti, che è stata la realizzazione di un inceneritore a Roma. Non è solo quello, il primo atto o tra i primissimi atti che sono stati portati a termine dalla Giunta Zaia dopo le elezioni del 2020 è stato il raddoppio dell'inceneritore a Marghera. I problemi del consumo di suolo in Veneto, nonostante ci sia una legge regionale veneta che prevede, almeno recita, consumo di suolo zero, consumo di suolo zero, il risultato ottenuto è esattamente l'opposto. Ecco, questo descrive da solo le situazioni di grave difficoltà anche culturale, consentitemi usare questo termine, che ci dobbiamo affrontare per creare un ambiente che sia più sensibile a discutere di queste tematiche e soprattutto di quelle che sono le soluzioni. Ora, siamo in campagna elettorale e ci sono 1000 proposte e 1000 offerte naturalmente da tutte le forze politiche. I programmi elettorali, li abbiamo letti, sono anche rispetto al problema del cambiamento climatico, la necessità di intervenire per uno sviluppo sostenibile, dedicano anche spazi considerevoli. Però rispetto a quello che sono la credibilità delle promesse che vengono fatte in campagna elettorale, bisogna andare a vedere che cosa è stato fatto in passato. Ora noi come Movimento 5 Stelle, prima è stato accennato alla tutela dell'ambiente in Costituzione, sicuramente siamo stati protagonisti di questa innovazione molto importante. Siamo stati protagonisti dell'introduzione nel governo del nostro paese di un ministero che trattasse, discutesse proprio, che avesse la competenza della transizione ecologica. Abbiamo fatto, quando eravamo all'opposizione, naturalmente non certo da soli, non abbiamo mai avuto una maggioranza assoluta, abbiamo fatto la legge sugli ecoreati che prevede e ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di disastro ambientale, abbiamo fatto la legge Salva Mare, abbiamo fatto il super eco bonus, abbiamo fatto le comunità energetiche di cui finalmente si incomincia a parlare in maniera significativa. Non è sufficiente, sono tante cose ma non è sufficiente, bisogna andare avanti. Quali sono le nostre proposte in maniera anche qui molto telegrafica? Innanzitutto andare avanti col super eco bonus, ma pensando anche alle aziende, perché c'è un grosso problema energetico che fa capo alle aziende. Bisogna sburocratizzare, ci sono dai 40 ai 50 gigawatt di impianti fotovoltaici che devono essere approvati. Devono essere approvati in tempi brevi o molto brevi, non possiamo essere strangolati da una burocrazia che peraltro in questo momento crea grossi danni all'intero tessuto economico e produttivo del nostro paese.
Abbiamo nel nostro programma richiamato che vorremmo creare le condizioni per avere una società l'abbiamo chiamata 2000 watt, cioè consumiamo meno, ma consumiamo in maniera più responsabile, non consumiamo meno, consumiamo in maniera più responsabile e quindi consumiamo anche meno energia. E anche qui è una questione di educazione, di cultura, ma soprattutto anche di strumenti, di utilizzare la tecnologia che permetta di fare questo. E poi naturalmente la legge sul consumo di suolo. Solo una battuta e chiudo. Sul nostro simbolo trovate non trovate la fiamma tricolore che guarda al passato, trovate 2050 che guarda al futuro. 2050 non è un numero a caso, è la data entro la quale bisogna arrivare ad emissioni CO2 zero, ma anche è la generazione a cui noi guardiamo e a cui rivolgiamo la politica che stiamo facendo in questo momento nel nostro paese. Bene, grazie Enrico Cappelletti. Adesso la parola a Giuseppe Castaman, Lega per la coalizione di centrodestra. Buonasera. Bene, mi sentite? Forte e chiaro. Prego. Benissimo. Tanto un ringraziamento al direttore e anche ai partecipanti, perché devo dire in campagna elettorale è abbastanza raro trovare anche lo spazio per parlare di questi temi. Nel senso che siamo un po' tutti travolti da altri argomenti, però io voglio dire che questa è stata l'estate della consapevolezza, ma anche delle tragedie. La Marmolada, prima veniva ricordato, è stata una tragedia che ha colpito l'immaginario un po' di tutti. Tra l'altro, la provincia di Vicenza, il vicentino, ha pagato un prezzo molto elevato anche in questa tragedia. Però è stata l'estate della consapevolezza, perché la siccità, la sensazione del cambiamento climatico è risultata palpabile anche a un'opinione pubblica più vasta. Lo dico anche da presidente della società del servizio idrico, dove ci confrontiamo ogni giorno con i temi dell'acqua, della depurazione e della salvaguardia di questa risorsa. Noi sappiamo benissimo che nel territorio veneto fortemente antropizzato, industrializzato, è inutile che andiamo a dire cose che tutti noi conosciamo. Per molto tempo il tema energetico oppure il tema dell'acqua sono stati temi marginali che non entravano nell'agenda della politica, anche perché l'energia costava poco, l'acqua era abbondante. E guarda caso invece queste sicurezze sono venute a mancare, insomma, o almeno sicuramente si prevede un futuro che vedrà fortissime criticità. E la politica cosa deve fare? Beh, la politica, lo dico subito, noi abbiamo tanto parlato del PNR, ma io vi ricordo che solamente il 2% delle risorse del PNR era destinato alle risorse idriche. Lo dico perché noi abbiamo tutte queste infrastrutture di reti che in buona parte sono vecchie, o per meglio dire, anni fa parlavamo delle strade da ammodernare, ma sono anche le nostre reti che devono essere ammodernate. E guarda caso, sono entrate in crisi quelle aree montane e pedemontane dove forse diciamo c'è necessità di fare degli investimenti più elevati, contrariamente alle pianure. Poi è inutile nascondere anche la salvaguardia delle falde è un problema reale. Noi sappiamo benissimo quello che è capitato nella nostra provincia e quello che poi si è diffuso anche in altre province. La consapevolezza quindi parte anche che un certo modello di sviluppo deve essere sicuramente rivisto, deve essere controllato ed è entrato, guardate, non solamente nella mentalità, nel dibattito fra la gente comune, ma anche all'interno del mondo economico, del mondo dell'impresa. Queste sono le nuove relazioni anche industriali che si devono fare col territorio. Guardi, quando prima si parlava, io ho parlato dell'acqua perché è un tema che ho seguito. Pensi che la nostra provincia, l'industria del tessile e della concia si è sviluppata per l'abbondanza d'acqua. Pensare, diciamo, che comincia a esserci una scarsità o almeno una limitazione del consumo è uno dei temi che riguarda il nostro modello di sviluppo, come riguarda anche l'agricoltura, perché guardi, certe coltivazioni, prima veniva, mi pare che fosse stato il professor Pettinella, accennava anche a nuove coltivazioni, cambiamenti climatici, ma soprattutto anche un uso intensivo dell'acqua anche nel settore agricolo, forse non è neanche più sostenibile come un tempo. Quindi la sostenibilità è una parola non solamente del lessico quotidiano, ma deve diventare una parola che va a declinare nuovi modelli di sviluppo. Ovviamente quello che sta capitando chiede una forte gestione delle nostre risorse, dall'energia all'acqua,
con una consapevolezza completamente diversa. Non è solamente il fatto di risparmiare, è forse anche il fatto di rivedere anche i consumi, la quantità e la qualità del consumo e anche la produzione, anche di energia e anche l'utilizzo di queste risorse. E qui diciamo si apre il tema. Sì. Sì, la ringrazio per averci così voleva concludere la frase, scusi Casterman? No. Il tema è questo, che quello che proponeva il senatore Santini, diciamo di una trasversalità di proposte, perché alla fine quando c'è necessità di un nuovo modello vuol dire che bisogna anche condividere politiche che non sono solamente di una parte, ma sono le politiche territoriali e politiche della gente. Grazie. Allora, restiamo sempre nelle coalizioni di centrodestra. Elisabetta Gardini, Fratelli d'Italia. Sì, grazie. Ringrazio anch'io per l'invito. Parliamo sicuramente di tematiche di grandissima attualità e, ahimè, di tematiche che tante volte vengono utilizzate in modo anche troppo ideologico. Soprattutto oggi che ci troviamo a confrontarci con una crisi drammatica che è diventata diciamo l'emergenza unica, perché bisogna mettere in sicurezza famiglie e tessuto produttivo, che poi è quello che genera il lavoro, la coesione sociale, eccetera, eccetera, ma lo sappiamo tutti. Noi nel programma di Fratelli d'Italia e anche come programma di centrodestra diamo una grande attenzione all'ambiente. Devo dire che proprio noi, anche come Fratelli d'Italia, abbiamo messo subito ai primi punti dell'ambiente la lotta al cambiamento climatico, la lotta all'inquinamento e anche il cercare di contrastare la distruzione della biodiversità, che sono cose fondamentali. Abbiamo la realizzazione degli obiettivi del PNRR e abbiamo anche una cosa che secondo me oggi è più che mai fondamentale e che ho ritrovato anche nella lettera degli scienziati, cioè l'attuazione e la messa a terra, come si dice, cioè la concretizzazione di quello che è il piano di adattamento ai cambiamenti climatici. Perché vede, io sono stata in Europa, ho lavorato 11 anni nella Commissione Ambiente, ho seguito tutte le COP da Copenaghen a Parigi. E devo dire che abbiamo puntato, secondo me, in modo eccessivo alla mitigazione. E ancora adesso, quando noi diciamo mitigazione, sono quegli obiettivi, no, dell'azzerare le emissioni, dell'abbattere le emissioni di CO2 in una quantità che è irrealistica dal mio punto di vista, soprattutto adesso che ci confrontiamo con questa crisi energetica. Basti pensare che la Germania non solo non sta andando verso quella strada, ma sta riaprendo tutte le sue centrali a carbone e così stanno facendo altri paesi, l'utilizzo di tante altre fonti energetiche che dovevano andare in dismissione, che invece in questo momento di crisi vengono tutte tenute. E quindi io credo che sia veramente irrealistico pensare di realizzare con quella tempistica. D'accordo sugli obiettivi, ma credo che dovremmo rivedere la tempistica. E oltretutto perché? Perché le dico la verità, quando noi diciamo i 190 e più paesi si sono accordati, sì, si sono accordati, ma su base volontaria. Quindi di fatto quella che è veramente impegnata nella diminuzione è l'Europa. L'Europa che ha già fatto un certo percorso e che si prefigge un abbattimento totale delle emissioni di CO2 per arrivare a zero emissioni. Però se noi perseguiamo la via della mitigazione, cioè vuol dire di fermare l'aumento del riscaldamento abbattendo la CO2, lo possiamo fare soltanto se tutto il mondo abbatte le emissioni di CO2, altrimenti noi chiediamo ai nostri popoli un sacrificio che è fine a se stesso. È una bella testimonianza, ma distruggiamo soltanto la nostra industria, quindi i nostri posti di lavoro, che in una competizione con il resto del mondo che non sostiene lo stesso sforzo non soccombe, senza ottenere il risultato ambientale, perché l'emissione della CO2 è globale, non conta quanto ne emetto qua io in Italia o in Europa, ma quello che si emette tutti quanti insieme. Quindi io credo che questo sia il momento di concentrarci molto sull'adattamento. Allora, prima si parlava dell'acqua, della siccità. La siccità, noi stiamo andando incontro a periodi di siccità, e allora ben vengano gli invasi che abbiamo invece trascurato di costruire.
ben vengano i desalatori per desalinizzare l'acqua, che si va anche a risolvere, a rispondere al discorso dei cunei salini che creano tanti problemi anche alla nostra agricoltura. Ecco, io credo che se noi, mentre continuiamo a fare le nostre, come dire, i nostri sforzi per convincere i grandi emettitori come Stati Uniti, Cina e così via a seguirci su quella strada, noi dobbiamo nel frattempo però non fare un salto in balzo in avanti troppo forte e concentrarci invece sulle cose concrete di adattamento per accompagnare il mondo e non farsi travolgere dai cambiamenti che, ahimè, ci sono. Grazie Elisabetta Gardini. E ora Luca Lendaro, Unione Popolare. Prego, grazie a lei. Buonasera, spero mi sentiate e ringrazio sentitamente anch'io a nome di Unione Popolare dell'invito e della splendida occasione di dibattito. Voglio dire che i due documenti dai quali siamo partiti, per i quali anche ringrazio i relatori in apertura, mettono al centro determinati temi che ruotano intorno a tre punti secondo me fondamentali. Ovvero, da un lato, la questione dell'urgenza. Noi non abbiamo il tempo che chi mi ha appena preceduto ritiene noi abbiamo. Dobbiamo agire in maniera assolutamente tempestiva e con un'urgenza che richiede anche radicalità nelle soluzioni che si propone. In secondo luogo, la centralità della dimensione politica, e quindi implicitamente si sottolinea l'inerzia che la politica, di tutta la classe politica italiana e non solo italiana, sta avendo rispetto a questi temi, proprio perché il tempo sta andando molto più veloce e la crisi climatica ed ecologica molto più veloce della capacità dei nostri sistemi di rispondere. E in ultimo, tutti questi due documenti mettono in luce la necessità di un cambio di paradigma importante nel modo in cui noi pensiamo le nostre società. Ebbene, questo secondo noi di Unione Popolare è fondamentale perché il problema è un problema legato al modello di sviluppo. Guardando al nostro Veneto e citando anche, parafrasando un nostro noto poeta come Andrea Zanzotto, noi non abbiamo uno sviluppo sostenibile davanti, ma uno sviluppo scorsoio, ovvero quello prodotto da un sistema che si mette il cappio al collo, che va nella direzione di rendere impossibile la sua stessa esistenza, e quindi, dal nostro punto di vista, siamo di fronte ad un sistema che è incapace da solo, senza un cambiamento radicale, senza una trasformazione radicale, di risolvere i problemi che esso stesso ha creato, perché fino a che noi continuiamo a mettere il profitto di poche grandi imprese multinazionali, sia a livello locale, sia a livello globale, prima della salute, prima dell'ambiente, prima dei diritti, ovviamente non siamo nelle condizioni di mettere mano alla crisi epocale che abbiamo di fronte. E dunque l'approccio metodologico di Unione Popolare è sì quello di ascoltare gli scienziati e quello che dicono, che sono spesso e volentieri inascoltati, come anche una fortunata serie televisiva, Don't Look Up, ha messo in luce di recente anche nel mainstream, ma anche quello di ascoltare i giovani. Noi di Unione Popolare diamo grosso peso all'agenda climatica che ha proposto ad esempio Fridays for Future Italia alla politica italiana, e di cui la politica italiana non ha mai parlato, perché sono tutti bravi a dire bisogna ascoltare i giovani, parlare al posto dei giovani, ma poi nei fatti non fanno nulla. Quindi ascoltare scienziati, giovani e comitati che sui territori si battono contro gli scempi che abbiamo di fronte. E quindi mentre tutte quante le altre forze politiche parlano, noi determinate cose le facciamo, perché appunto non bastano le parole e le dichiarazioni, e neanche, come è stato sottolineato giustamente, l'inserimento nella Costituzione di alcuni principi, ma bisogna fare delle cose concrete. E dunque ne sottolineo soltanto poche e vado a chiudere. In primo luogo, noi siamo gli unici a dire che proprio perché c'è bisogno di un cambiamento di paradigma e di modello di sviluppo, bisogna dire no alle grandi opere inutili e dannose che creano soltanto sperpero di risorse economiche e speculazione per pochi privati, e fare una sola grande opera, ovvero la messa in sicurezza dei nostri territori, delle nostre scuole, visto che oggi si è iniziato anche ad andare a scuola, delle nostre strade che, come il Ponte Morandi ci ricorda, se non vengono manutenute causano morte e distruzione.
Ebbene, una sola grande opera, mettere in sicurezza il nostro territorio. Questo darebbe molto più lavoro, dei posti di lavoro che, ad esempio, Fratelli d'Italia vorrebbe difendere, mettendoli in contrapposizione con la transizione ecologica giusta. In secondo luogo, una strategia per il consumo di suolo zero. Basta costruire e basta dichiarare di avere il consumo di suolo zero e poi, come accade anche nel nostro comune di Padova, della illuminata giunta di centrosinistra, avvallare progetti che cementificano ancora una delle città più cementificate di tutta Italia. In terzo luogo, sull'energia, porre fine alle privatizzazioni e piuttosto invece riportare in mano centrale, in mano nazionale, nazionalizzare il settore energetico per investire realmente nelle rinnovabili. Quarto e l'ultimo punto, l'acqua. Non si può fare profitti su un bene come l'acqua, bisogna far sì che l'acqua sia realmente un bene comune e in questa maniera soltanto, riportandola in mano pubblica e non in mano ai privati, riusciremo a far sì che questo bene non diventi l'ennesima crisi del nostro tempo. Grazie molte, grazie anche a Lendaro. Allora torniamo, coalizione di centro-sinistra, PD, Sandro Maculana. Prego. Sì, ringrazio anch'io il direttore della Difesa del Popolo ed ASVES. Allora, io penso al primo punto che ASVES ha posto nel suo decalogo, la coerenza. Ecco, io penso che ci deve essere una coerenza tra quello che si programma, quello che si dice anche nei programmi elettorali, perché poi, e quello che poi si costruisce, quello che si fa. Il Partito Democratico sono anni che ha inserito la green economy, la sostenibilità, oggi la transizione ecologica, non solo nei suoi programmi, ma anche nelle scelte di prassi. E io 10 giorni fa sono stato insieme con il nostro segretario, che è candidato appunto nel Vicentino, da dove io provengo, e l'ho sentito in tutte le situazioni portare al primo punto. E nel primo punto del Partito Democratico c'è questo pilastro, uno dei 3 pilastri fondamentali, che è quello della transizione ecologica. E questo naturalmente va portato avanti con coerenza. Ecco, intanto bisogna avere una capacità di programmare, e su questo invito gli ascoltatori e lettori ad andare a guardare la pagella climatica che ha stilato l'Italian Climate Network. Sono 20 scienziati che hanno fatto le pulci a tutti i programmi elettorali adesso dei partiti che si candidano al 25 settembre, e ecco, ritengo sia interessante andare a guardare l'analisi fatta da questi 20 scienziati sui programmi dei principali partiti, perché dopo tutti parlano di ambiente, ma probabilmente non tutti nei programmi ne parlano in maniera dando probabilmente delle soluzioni, delle proposte che siano organiche ed efficaci. Detto questo, coerenza. Io 8 anni fa sono stato eletto al primo mandato nel territorio dell'Alto Vicentino, e nel primo mandato la variante al piano degli interventi che abbiamo fatto come amministrazione ha restituito a terreno agricolo, qui nel nostro Veneto, 70.000 metri quadri di terreno edificabile. Naturalmente questo non creando non pochi mal di pancia. Voi sapete cosa vuol dire dalle nostre parti fare una scelta di questo tipo. Siamo stati rieletti perché abbiamo spiegato ai nostri cittadini l'importanza di cambiare direzione rispetto a quello che la Regione Veneto a me ha sempre rappresentato, e in questo secondo mandato la variante che abbiamo adesso in fase di approvazione restituiremo altri 30.000 metri quadrati, quindi delle varianti in cui diamo delle risposte, perché delle risposte edificatorie minime bisogna darle, ma nel frattempo bisogna togliere tutte le previsioni che non hanno più senso. Quindi restituire 100.000 metri quadri per un comune di poco meno di 7.000 abitanti la ritengo una scelta coerente. Ora, e vado a concludere, se posso riassumere. Penso che questo sia scelte, e sottolineo, sono abbastanza stupito del fatto che si possa pensare di andare a dare delle risposte alle urgenze che abbiamo semplicemente
attraverso delle forme di adattamento o aspettando che tutti siano d'accordo. Noi dobbiamo farle queste scelte, coraggiosamente, anche con buone pratiche. Mi piacerebbe poter parlare per esempio del ciclo dei rifiuti, perché sono d'accordo che non ci vogliono scelte ideologiche. Sempre nell'Alto Vicentino il ciclo dei rifiuti si chiude completamente nel nostro Alto Vicentino. Discarica zero, abbiamo un termovalorizzatore e lo difendiamo perché riteniamo che oggi sia la tecnologia che garantisce il fatto di non scaricare ad altri il problema con le discariche. Se poi verrà inventata una soluzione scientifica migliore, siamo pronti a rivederla. Quindi dire dei no ideologici pensiamo che non porti da nessuna parte. Su questo poi naturalmente sul ciclo e sulla circolarità, sull'energia, sul ciclo dei rifiuti, penso ci sarebbero altre soluzioni assolutamente importanti da mettere in campo anche sulla sostenibilità dei prodotti, come vengono realizzati e con relativi costi di smaltimento. Su questo si possono fare ulteriori passi avanti oltre a quello che già è stato fatto in questi ultimi anni. Grazie Sandro Maculan. E ora diamo la parola a Stefano Marangon di Azione per Azione Italia Viva Calenda. Grazie innanzitutto, grazie a tutti voi, grazie di questa opportunità che colgo con molto piacere, perché vedo che il dibattito si sta sviluppando proprio su aspetti di punti di vista e di una prospettiva che penso che poi alla fine siano le vere cose che vadano ad arricchire e possono essere utili per capire bene anche per i nostri cittadini. Allora, io parto da una considerazione. Credo che ci sia una necessità di generare una consapevolezza ambientale. E la consapevolezza ambientale si arriva dalla politica, ma non deve fare un percorso solo dall'alto verso il basso, ma anche dal basso verso l'alto. Troppo spesso ci siamo abituati ad avere delle risposte che dovrebbero arrivare dalla politica, partono dalla politica, ma nei vari stadi istituzionali probabilmente si bloccano, non generando quella proattività che è necessaria, ripeto, dall'alto al basso e dal basso all'alto. Quindi noi dobbiamo cambiare completamente, secondo me, paradigma, veniva accennato prima, e soprattutto l'approccio metodologico, e passare dalla gestione dell'emergenza. Noi abbiamo sempre trattato fino ad oggi, dal punto di vista ambientale, la gestione dell'emergenza. Quando succede, corriamo e sistemiamo. Qui dobbiamo passare dal concetto di gestione dell'emergenza ad una gestione della prevenzione, ad una cultura della prevenzione, perché stiamo parlando dell'Italia, di uno dei paesi che ha il dissesto idrogeografico e i problemi ambientali, anche di terremoto, tra i più alti al mondo insieme al Giappone. Quindi non possiamo pensare che l'azione politica di qualsiasi formazione politica non tenga presente, proprio per valorizzare quella visione del futuro che abbiamo, su investimenti concreti e di prospettiva. Perché è vero, le cose che riguardano la gestione succedono tutti i giorni, ma noi dobbiamo avere delle prospettive ben chiare, dobbiamo fornire delle progetti e delle iniziative che abbiano ad avere il senso del tempo, a breve, medio e lungo tempo. Solo così riusciamo probabilmente a gestire e a uscire da questa situazione di imbuto in cui ci siamo trovati e ci troviamo, proprio per avere, ecco, io insisto sull'aspetto del metodo di lavoro. Io credo che sia arrivato il momento per la politica di cambiare proprio il proprio metodo di lavoro e passare dalle intenzioni, che sono tutte lodevoli, o meglio la gran parte, a dire bene, ma com'è che le applichi? Dove trovi i soldi per far questo? Qual è il sistema che tu metti in piedi per fare questo tipo di proposte? Ecco, io credo che noi dovremmo fare una conversione importante sul metodo di lavoro e stabilire ed aver ben chiaro il concetto che dobbiamo, primo, cercare di riallacciare i rapporti, la politica, con quello che è la comunità scientifica, medica, abbiamo visto dal Covid, accademica per quanto riguarda le scuole, quindi non possiamo più basarci nelle nostre intenzioni a non avere un confronto forte e continuo con quello che è la lettura della situazione di fatto e da quello naturalmente elaborare quelle che sono le nostre prospettive. Insisto molto sulla questione del metodo di lavoro, perché è la stessa questione che si rifà, voglio dire,
al nostro Presidente del Consiglio Mario Draghi, che mi sembrava avesse introdotto un metodo di lavoro che stava rivelandosi molto importante e molto vincente rispetto alla gestione di talune criticità. Io penso che quel metodo di lavoro, che ha una mentalità di tipo anche manageriale, debba essere considerato dalla nostra politica. Ecco, per andare sul concreto, sugli esempi. Consumo di suolo. Certamente l'adozione del consumo di suolo, che attualmente non è ancora stata adottata da moltissimi comuni, io facevo il sindaco fino a poco tempo fa in un comune, è stata adottata, so che ancora sono moltissimi i comuni che devono adottare nel Veneto, nel caso del Veneto, nelle altre regioni penso che chi più chi meno siamo in una situazione abbastanza analoga, adottare, fare la lettura e definire, come diceva il collega che mi ha appena preceduto, quanti siano ancora le volumetrie disponibili, cercando di rispettare fasce di rispetto e cercando di rispettare quelle che sono tutte quelle risorse antropiche che noi abbiamo nel territorio, che debbono essere assolutamente valorizzate. Quindi, grazie, Manu. Andiamo pure a chiudere, concludo pure velocemente. L'aspetto quindi ambientale, l'inquinamento, il trasporto, considerare i trasporti in un criterio di area vasta, quindi non più e ridefinire quelli che sono i trasporti nel passaggio tra percorsi casa-lavoro e casa-scuola in un ambito molto vasto e intermodale, questo è molto importante. Per ultimo mi permetto di dire il potenziamento dei consorzi di bonifica. Gli invasi, cioè tutta l'attività dei consorzi di bonifica oggi è depotenziata, dobbiamo potenziarla assolutamente per creare gli invasi finanziandoli e soprattutto, per ultimo, sostituire gli impianti idrici degli enti gestori idrici che disperdono il 40% dell'acqua che abbiamo perché sono vecchi. Quindi ci vogliono prospettive importanti, ma investimenti naturalmente, dicendo da dove si prende e dove si toglie e monitorare e mappare le cose. Grazie. Ora la parola a Sonia Perenzoni, Movimento 5 Stelle. Buonasera, grazie dell'invito, grazie a tutti quanti i candidati che mi hanno preceduto. Allora, io vorrei parlare un attimo della mia esperienza. Io mi occupo dell'inquinamento da FAS dal 2013. Inquinamento che all'inizio tutti osteggiavano, nessuno tra virgolette ci credeva, anzi venivamo derisi da tutte le forze politiche dell'arco parlamentare, regionale e quindi anche nazionale. Non si riusciva a far passare che questo inquinamento era veramente grave. Oggi finalmente, con le varie azioni che abbiamo portato avanti dal 2013 in poi, il caso FAS è completamente deflagrato e adesso tutti sanno cosa sono i FAS. Questo per dire che cosa? Che ci riempiamo la bocca con l'acqua bene primario, l'acqua bene pubblico, l'acqua da difendere e poi la inquiniamo per avere più profitto alla fine, perché sappiamo benissimo che una depurazione attenta e fatta come si deve ha un costo. Non depurare e scaricare nel fiume i reflui così come sono non ha costi, quindi aumenti il profitto. E questo anche per dire che il problema che io ho vissuto sulla mia pelle non è tanto l'azienda che inquina, c'è l'azienda che inquina e adesso abbiamo scoperto la Miteni, è stata chiusa, il terreno però è ancora da bonificare e finché non si tira via tutta la sporcizia che è stata seppellita negli anni sotto i piedi della Miteni, la falda è a rischio per altri 100 anni. Questo è assodato. La bonifica praticamente deve ancora cominciare. Questo per dire che cosa? Oltre alle aziende abbiamo un problema, in Veneto, ma penso che sia a livello nazionale, degli enti gestori dei depuratori e degli enti che devono controllare le aziende che fanno questi lavori, sia chimici, di tutti i generi. Gli enti gestori, diciamo, dei depuratori devono controllare meglio e devono essere più trasparenti per quanto riguarda le analisi, in questo caso, dell'acqua. E invece l'ARPAV, dal nostro punto di vista, le nomine dei dirigenti dell'ARPAV, come le nomine dei dirigenti della sanità pubblica, vanno tolte alla politica. Adesso è il politico di turno, chi comanda in regione, che nomina i dirigenti di ARPAV, i dirigenti della sanità pubblica. E chiaramente non so
perché non posso saperlo, in base a che cosa queste nomine vengono fatte. Le nomine vanno fatte in base alla capacità della persona, alla competenza e alla preparazione e devono essere persone al di sopra di ogni sospetto. Solo in questa maniera tu garantisci che poi i controlli, quando vengono effettuati, se vengono effettuati, saranno fatti come devono essere fatti, come e quando, magari senza avvisare prima l'azienda e quindi evitando poi inquinamenti. Un'altra cosa che vogliamo fare è quella che le varie aziende chimiche diano il metodo analitico, cioè consegnino agli enti controllori il modo per trovare quello che loro producono nelle varie matrici ambientali, cioè suolo, quindi nella terra, nell'acqua e anche nell'aria. Perché per il caso FAS ci ha insegnato che il problema è stato che gli enti controllori non sapevano cosa cercare e come trovarlo. Invece, se noi obblighiamo le aziende a dire, perché loro ce l'hanno, producendo queste sostanze, loro sanno anche come cercarle. Se noi li obblighiamo a dirci come cercarli, che sono dei metodi analitici, non c'è niente di segreto, le aziende, l'ARPAV in questo caso, riesce a trovare eventuali inquinanti nelle varie matrici ambientali. Poi, per quanto riguarda invece, questo diciamo è per quanto riguarda l'acqua, per quanto riguarda l'energia, noi abbiamo candidato il professor Livio De Santoli, che è un docente della Sapienza e insegna ingegneria energetica. Lui dice una cosa molto giusta: energia pulita per tutti. Energia pulita vuol dire liberarsi definitivamente dalle fonti fossili e il più velocemente possibile anche. E per tutti perché il per tutti è un metodo rivoluzionario che è veramente progressista, nel senso che significa dare l'accesso all'energia ad ogni individuo. Quindi non dare più la possibilità a poche società private o a partecipazione pubblica di produrre e gestire l'energia, ma autoprodurcela tramite le comunità energetiche, insieme con il comune, autoprodurla, quindi fare dei piccoli, nei vari comuni, ogni comune ha più comunità energetiche che si autoproducono e autoconsumano l'energia e se la scambiano. In questo modo, se voi ci pensate, noi ci togliamo definitivamente dalla dipendenza energetica dell'estero, qualsiasi parte del mondo. Se noi vediamo, tutti i produttori di energia fossile, di fonti fossili, hanno problemi con la società, con quei diritti civili. E quindi facciamoci una domanda: perché dove ci sono problemi di diritti civili ci sono anche i produttori di energie fossili? E questa è una domanda che pongo. Un'altra cosa Grazie. anche... Sì, se vuole chiudere velocemente. Niente, noi ci occupiamo di questi temi della transizione ecologica, infatti siamo stati noi a volere un ministero apposito. Da sempre, da quando siamo nati, mi ricordo che Beppe Grillo, l'unica cosa che diceva è: l'età della pietra non è finita perché sono finite le pietre. Grazie. Allora, intanto grazie a tutti i 9 candidati qui presenti, perché penso che abbiamo avuto uno spaccato di approcci, di attenzioni derivanti sia dai programmi delle forze politiche che rappresentate, ma anche da quella che è la vostra esperienza, no? Pregressa a livello di lavoro, amministrazione, impegno civile. Quindi grazie veramente. Ora facciamo un secondo giro e vi annuncio già che dovrò essere un po' più veloce nei tempi, sia perché così possiamo rendere più visibile, più sostenibile anche questa diretta per i nostri spettatori, sia perché vedendo le agende di alcuni di voi immagino che la serata non finisca con questo dibattito, ma anzi, no, campagna elettorale compressa significa giornate strapiene, no? Dunque, noi ci dirigiamo verso il secondo taglio rispetto alla sostenibilità, ed è quello a cui accennava prima Santini, la seconda parte del documento, in particolare di ASVIS, cioè adattarsi al clima significa avere risorse economiche, abbiamo una povertà in ascesa in Italia, abbiamo una questione giovanile, abbiamo un sistema sanitario che mostra determinate crepe, abbiamo un PIL che è intaccato anche dalla questione climatica. Allora, su tutti questi temi chiediamo a ognuno di voi in due minuti di darci 1 o 2 impegni concreti che intendete portare avanti, su cui intendete concentrarvi qualora eletti in Parlamento, proprio per la questione della
l'efficienza, no, delle politiche di cui si parlava fin dall'inizio di questo dibattito. Allora io smetto di togliere tempo a voi, procedo velocemente, sempre nello stesso ordine, e dunque la parola da Emanuele Alecci, PD, coalizione di centro-sinistra. Sono telegrafico. Allora, il mio impegno certo sui temi climatici, ma il mio impegno sui temi sociali sono sul reddito del ceto medio, perché questo è, se non affrontiamo il tema del reddito del ceto medio, cominciamo ad avere grossi problemi. E la mia è un'attenzione particolare verso tutto ciò che è la non autosufficienza, perché nelle nostre città, abbiamo visto particolarmente durante il Covid, l'attenzione alle persone anziane, quelle sopra i 75-80 anni, sole, spesso donne, anzi la maggior parte donne, di cui moltissimi non autosufficienti, c'è bisogno di un supplemento d'anima su questo, e questo è il mio impegno personale. Nel momento in cui sarò al Senato, sarò come una mosca spagnola nel tentativo di far capire quanto è importante questa cosa qui. Grazie Emanuele Alecci. Allora, subito la parola a Lino Bellato, Azione Italia Viva. Sempre l'audio, Bellato, non lo sentiamo. Eccomi qua, scusate, no, l'avevo chiuso. Allora, è molto difficile esprimersi in brevissimo tempo e definire anche delle proposte. Noi nel nostro programma abbiamo definito sotto l'aspetto della transizione ecologica e dell'energia sia delle soluzioni per il breve periodo, sia delle soluzioni nel medio periodo, sia delle soluzioni nel lungo periodo, prendendo come riferimento la situazione attuale, perché i sogni purtroppo non si possono realizzare, si possono realizzare alcune cose dal punto di vista concreto. È evidente che il nostro paese ha dei problemi dal punto di vista economico, per cui non si può spendere quello che non si ha, e proprio perché le risorse non sono infinite e sono limitate, ci vuole accortezza nel fare gli investimenti. Il campo, diciamo, di quello che abbiamo trattato, dal dissesto idrogeologico alla situazione ambientale in genere, è un campo dove l'investimento o la spesa è buona, no? Qualche economista ha definito tra la spesa buona e la spesa cattiva. Quando si fanno investimenti nell'ambiente, quando si fanno investimenti sistemando il dissesto idrogeologico, è sicuramente una buona spesa. Poi un'ultima cosa, perché capisco che i tempi sono brevissimi e salto da un argomento all'altro, ma è una cosa alla quale tengo particolarmente e sulla quale eventualmente, se ci sarò, mi impegnerò. Creare più integrazione dal punto di vista sociosanitario. Attualmente abbiamo una situazione nella quale gli ospedali sono quasi delle entità autonome e a sé, e la cosiddetta medicina territoriale è una cosa che viaggia per conto proprio, spesso a tutela dei singoli medici, che pur vivendo delle situazioni di difficoltà sicuramente spesso fanno anche, vorrei dire, non tanto i loro interessi, ma cercano insomma di sopravvivere nella realtà in cui si trovano. Ecco, una integrazione dal punto di vista nel campo sociosanitario è sicuramente necessaria, e devono essere adottate delle politiche, perché, vorrei dire, esagerando, ma la strada è quella giusta: i medici dell'ospedale vadano nel territorio e i medici del territorio frequentino anche gli ospedali. Ecco, questo è un aspetto. Scusi, un'ultima cosa che vorrei dire, perché prima è stato accennato. Super velocità. Super velocità, sì, anche se capisco che butto un sasso pesante. Allora, attualmente praticamente i direttori delle aziende sociosanitarie sono nominati dal dominus della regione. Non credo che questa sia una situazione ideale. Non dico che ci voglia un controllo politico, ma sicuramente un controllo di partecipazione maggiore rispetto a quello che c'è attualmente. Grazie, buona serata. Grazie, anche a lei, grazie. Enrico Cappelletti, 5 Stelle.
Sì. Allora, io sarò telegrafico. Le elenco 3 punti. Il primo è la lotta al precariato. Precariato vuol dire giovani che non hanno una prospettiva di vita, non possono fare una famiglia perché 9 contratti su 10 sono a tempo determinato. La stragrande maggioranza sono inferiori ai 30 giorni. Ci sono anche una grossa fetta dei contratti di lavoro nel nostro paese che sono per una giornata lavorativa. È chiaro che in queste condizioni non si ha una prospettiva di vita. Bisogna fare un'azione che sia di incentivo naturalmente per le aziende per trasformare i lavori precari in lavori a tempo indeterminato. E come? Beh, noi l'abbiamo già fatto, l'abbiamo fatto col decreto dignità, è stato il primo provvedimento che abbiamo fatto dopo aver vinto le elezioni nel 2018. È stato sospeso causa Covid, adesso lo vorremmo naturalmente riattuare. Vi ricordo che grazie al decreto dignità 500.000 lavoratori sono passati da un contratto a tempo determinato a un contratto a tempo indeterminato. Bisogna andare avanti su quella strada, ma anche il salario minimo. È possibile che in Italia ci siano lavoratori con contratto regolare che percepiscano 3, 4, 5 euro lordi all'ora. Questa è una cosa veramente inconcepibile. In altri paesi come la Germania hanno fissato un salario minimo, noi abbiamo fatto una nostra proposta a 9 euro l'ora, ci rendiamo conto che è una base per fare una discussione, ma che la discussione venga fatta in maniera trasparente, in modo tale che i cittadini possano valutare quelle che sono le posizioni di tutti i partiti rispetto a questa questione. Infine, taglio del cuneo fiscale, lo propongono tutti. Noi oltre a proporlo l'abbiamo anche fatto durante il governo Conte 2, tagliando il cuneo fiscale a oltre 16 milioni di lavoratori fino a 100 euro al mese, che significa praticamente uno stipendio in più all'anno. Abbiamo dimostrato che è possibile, quella è la strada già segnata ed è la strada sulla quale vogliamo continuare a impegnarci. Grazie anche a Enrico Cappelletti, grazie davvero. Passiamo a Giuseppe Castaman, Lega. Bene, in poche parole, perché il tempo è veramente poco e quindi bisogna andare per estrema sintesi. Io penso che bisogna fermarsi all'attualità di questi giorni, perché quello che sta avvenendo con i costi di energia, corriamo il rischio di avere di creare delle nuove povertà per le famiglie, vorrei dire anche di mettere in crisi molte imprese. Guarda, in questa campagna elettorale sto raccogliendo veramente quello che è la protesta della gente, che vede minacciato, diciamo, un modo di vivere, quindi la paura anche del futuro. E questo non vale solamente per i giovani, perché se no diventa una frase fatta, vale anche per le persone mature, per le persone anziane, che ovviamente di fronte a un caro bollette assolutamente non riuscirebbero a reggere. E questo vale anche per le imprese, perché io ho sentito tanti discorsi, ma sicuramente la ridistribuzione della ricchezza avviene quando c'è la produzione della ricchezza. E questa è una terra dove la vocazione al lavoro, la vocazione dell'impresa deve continuare a esistere, e quindi la transizione ecologica ci deve essere, ma non deve essere, diciamo, un costo aggiuntivo che il sistema non può, diciamo, reggere. E questo è uno. La seconda, io di professione faccio l'insegnante e vorrei dire che la formazione di una coscienza ambientale sostenibile deve passare attraverso le scuole. Tanto si è fatto in questi anni, però ancora di più l'educazione alla sostenibilità, all'ambiente, a una cultura anche ai nuovi diritti di cittadinanza che passano attraverso, diciamo, questi principi costituzionali, devono diventare patrimonio comune e quindi anche un incentivo affinché la scuola diventi ancora di più un motore dell'educazione e della democrazia. Questo penso che siano le emergenze vere. Poi sul tema dei rifiuti io mi permetto di dire una cosa, perché giustamente si sono fatti degli esempi. Assolutamente bisogna che questa regione continui una politica di smaltimento e riduzione dei rifiuti. Porto un esempio che è inserito nel piano industriale di Viacqua. Abbiamo chiuso un accordo con AVA, prima si citava l'Alto Vicentino, affinché le 20.000 tonnellate che ogni anno il nostro sistema depurativo produce siano essiccati e siano smaltiti nell'impianto esistente. Anche questo vuol dire transizione ecologica, anche questo vuol dire avere il coraggio delle scelte e della concretezza. Questo penso che sia il nostro impegno. Grazie Giuseppe Castamanna. Elisabetta Gardini per Fratelli d'Italia.
Ecco, mi permetta una piccola precisazione, perché prima qualcuno mi sembrava avesse fatto riferimento a quello che avevo detto quando si è detto no, ah sì, bisogna fare tante cose, appunto il ciclo dei rifiuti, il ciclo chiuso, eccetera. Questo noi ce l'abbiamo in programma, non mi riferisco a questo quando penso a posizioni ideologiche, è ovvio che quello si fa, noi diciamo più differenzi e meno paghi, però quando poi tu vuoi buttare fuori dalla produzione tutto il settore automobilistico per andarti poi magari a impiccare in un elettrico che al momento diventerebbe soltanto dare tutto alla Cina per non avere nemmeno poi cioè non siamo pronti, non è matura la riconversione, e su questo bisogna creare un'attenzione particolare. Le filiere che sono difficilmente trasformabili ci vuole un'attenzione particolare. Tutto quello che si può fare di sesso idrogeologico, rifiuti, eccetera, eccetera, ne abbiamo una caterva, ma basta guardare il nostro programma. Allora, concordo moltissimo con il collega che mi ha appena preceduto, perché noi come centrodestra abbiamo una emergenza, un punto che al momento va a inglobare tutti gli altri punti. Dobbiamo mettere in sicurezza le famiglie e le imprese da questo tsunami. Ha detto Guido Crosetto, fondatore di Fratelli d'Italia, l'altro giorno in un'intervista proprio da Avvenire, dice un uragano entrerà in ogni casa e in ogni azienda. Quindi questo è il punto programmatico. Una volta che abbiamo messo questo in sicurezza, abbiamo preso per mano famiglie e aziende, io le dico dal mio punto di vista, in quello che mi sta particolarmente a cuore, perché senza di quello non si va da nessuna parte, è di combattere questo inverno demografico che si è abbattuto su di noi, quindi sostenere la famiglia, che è centro fondante elemento fondante della società, e che quindi bisogna affermare di nuovo il ruolo che la famiglia ha, centrale, educativo, sociale, e quindi questo sostegno deve essere fondamentale. Terzo e ultimo, io penso che ci sia una cosa che in Italia deve cambiare. Noi dobbiamo ritornare a una parolaccia. Io quando ero ragazza era una cosa che non piaceva, soprattutto alla sinistra l'ha battuta, è il merito, l'etica del merito, che per la sinistra e per un certo pensiero che è nato nel 68 fa a pugni con l'uguaglianza. Non è così. Anche prima si è detto, no, le nomine, se non c'è il criterio del merito, quale ci può essere? Quindi le persone che sono messe al confronto con i propri limiti, che siano messe in condizione di esprimere i propri talenti. La politica deve ritirarsi rispettosamente e creare le condizioni perché le imprese vivano, perché le producano lavoro, perché le famiglie possano pensare al futuro, perché ci sia un terzo settore messo in grado di espletare al meglio le sue condizioni, e la politica deve creare le condizioni, non mettere amici, parenti, amici degli amici. Voi sapete, Fratelli d'Italia l'ha detto Giorgia Meloni tante volte, e io questo è probabilmente il motivo per cui a un certo punto ho cambiato vita, perché ho visto che la politica era troppo invadente e determinava il bene e il male delle persone in modo del tutto velleitario, scollegato da quello che le persone sapevano esprimere, e questo secondo me è un delitto, perché veniamo a questo mondo unici e irripetibili per confrontarci con i nostri propri limiti. Grazie Elisabetta Gardini, e ora Luca Lendaro, Unione Popolare. Bene, vi ringrazio, sarò anch'io quanto più breve possibile. Per Unione Popolare è impensabile disgiungere giustizia ecologica, ambientale e giustizia sociale, così come per noi è del tutto impensabile mettere imprese, lavoro, reddito, qualità della vita in contrapposizione nei confronti di ambiente, ecologia e salute intesa in senso ampio, globale. Cioè, in una parola, è impensabile fare ciò che ha appena fatto l'esponente della Lega, ovvero dare la percezione che la transizione ecologica possa essere un costo. Ebbene, non è così che noi dobbiamo ragionare se vogliamo affrontare veramente la transizione ecologica. Ebbene, dobbiamo invece attaccare le disuguaglianze, combatterle realmente, perché la transizione ecologica sia giusta, ovvero affinché non lasci indietro nessuno e nessuna. Bene, questa transizione ecologica deve essere pagata con le risorse là dove queste risorse ci sono, ovvero deve essere pagata da chi ha di più e soprattutto da chi ha troppo. Quindi, in estrema sintesi, il nostro programma da questo punto di vista è radicale, ed è anche il programma che, come dicevo prima, è parte integrante di ciò che dicono i movimenti ambientalisti e giovani in tutto quanto il mondo.
Innanzitutto, e nessuno l'ha detto, e questa cosa non mi stupisce, visto che tutti quanti i partiti con cui stiamo parlando, che si stanno confrontando, tranne noi, sono stati a sostegno dell'invio di armi in Ucraina e anche dell'aumento della spesa militare. Noi diciamo stop alla guerra e stop all'aumento delle spese militari. Secondo luogo, tassazione al 90% degli extra profitti fatti dalle aziende energetiche, stop all'utilizzo di jet privati che consumano tantissimo, riportare acqua, trasporti e servizi in mano pubblica, ponendo fine all'era delle privatizzazioni che ha fallito clamorosamente quello che doveva essere il suo obiettivo di gestione efficiente, così non è stato, e infine lotta all'evasione fiscale ed una tassazione, una riforma del sistema fiscale progressivo, altro che flat tax. Qua abbiamo bisogno che chi ha poco non paghi e chi ha tanto paghi di più, perché altrimenti noi non avremo giustizia in questo paese. In questa maniera garantiremo reddito, salario minimo, riduzione dell'orario di lavoro e giustizia sociale unita a transizione ecologica. Grazie. Grazie anche a Lendaro. Sandro Maculan, Partito Democratico. Ehi. Allora, mi dispiace dover fare estrema sintesi perché anche le ultime sollecitazioni che sono venute anche dall'ultimo intervento richiederebbero veramente un'analisi interessante, secondo me, cioè un confronto che deve prendere in mano la complessità di molti problemi, la complessità, no? Adesso qui dobbiamo solo andare per titoli, ma sarebbe estremamente interessante e anzi doveroso poi entrarci dentro. Allora, noi abbiamo una serie di emergenze, sono state evidenziate in maniera molto efficace dal professor Pettenella, che ringrazio, no? La crisi della biodiversità, della crisi idrica, la crisi energetica, cioè tutta una serie di crisi, possiamo aggiungerci la crisi del nostro sistema sanitario e avanti. E ora, attenzione, noi chiaramente dovremmo, e qui già faccio una prima riflessione, cioè è assolutamente sotto gli occhi di tutti, penso di molti italiani che sono disorientati, sconcertati, non sanno cosa fare, molti hanno deciso che non andranno più a votare perché si chiedono il motivo per cui alcuni partiti hanno staccato la spina al governo che avevamo in un momento così pericoloso, così tragico, così pieno di incertezze. Questo lo ritengo già una prima analisi della situazione. Il Partito Democratico è stato uno di quelli che, insieme con pochi altri, ha denunciato da subito questa incongruenza. E detto questo, a fronte dell'emergenza a cui dobbiamo dare una risposta, il piano dei costi, dell'energia, eccetera, e io penso ci siano anche delle cose importanti. E queste sono già state elencate da qualcuno e le sottolineo perché sono cose importanti che appunto come Partito Democratico si vuole cercare di proporre. Il primo è sicuramente il tema del lavoro che passa necessariamente per un taglio del cuneo fiscale in busta paga dai lavoratori e attenzione, il fatto di diminuire la contribuzione, la parte contributiva dei lavoratori, lasciare dei soldi in più in busta paga, questo è assolutamente ben visto da molti imprenditori che considerano la misura efficace. Il secondo tema, sempre legato al mondo della formazione del lavoro, è quello appunto di mettere in collegamento, lo accennava in maniera urgente anche Santini nella sua presentazione, il mondo dei giovani e della scuola col mondo del lavoro, che spesso sono disarticolati, vanno in due direzioni opposte. E quindi con un sistema formativo più efficace, soprattutto dalle nostre parti, il sistema degli ITS, per esempio, degli istituti tecnici superiori, è assolutamente una soluzione efficace che è stata sperimentata in collaborazione con le categorie economiche. Va rafforzata. Grazie. Ultima, il tema della sanità, telegrafico, tema della sanità che non può essere, qui devo andare per slogan, ma sarebbe tutto da approfondire, non può essere rafforzare solo lo spostamento verso la sanità privata che sta drammaticamente interessando il nostro territorio. Noi dobbiamo investire in maniera diversa sulla sanità a livello nazionale. Grazie anche a Maculan. Allora la parola a Stefano Marangon di Azione Italia Viva. Eccomi. Allora, io cerco di essere molto sintetico, riprendendo alcune cose, ma anche evidenziando quelle che riguardano la sanità, i giovani
e le opportunità che devono assolutamente derivare dalla crescita economica, perché senza crescita e sviluppo naturalmente diciamo che c'è una situazione di difficoltà, ma non forniamo le chiavi di lettura per la ripresa, e questo è estremamente importante. La ripresa poggia naturalmente sui investimenti e poggia sullo sviluppo, e bisogna favorire naturalmente quelle che sono le agenzie di sviluppo, gli snodi dello sviluppo, quindi dalla fiscalità nei confronti delle imprese e delle famiglie, quindi naturalmente dall'imprenditoria giovanile che noi proponiamo venga detassata o fortemente esentata fino ai 35 anni, cercare di sostenere la genitorialità per le pari opportunità e anche le maternità nei confronti delle donne che possano naturalmente affrontare anche la questione demografica che riguarda tutto quanto la nostra nazione, avendo naturalmente ma non l'assillo di dover dire al proprio datore di lavoro che naturalmente attendono un bambino, andando a sostenere anche su questo anche le imprese stesse, quindi creando quei fattori di connubio, vantaggio da ambedue le parti, bidirezionale. Ecco che mi sento di dire una cosa sulla sanità, perché la sanità francamente ha bisogno di cambiare paradigma completamente. Noi dobbiamo capire, l'abbiamo detto più volte, ma non abbiamo fatto abbastanza. Dobbiamo fare un salto di qualità netto e quantitativo. Dobbiamo passare dal criterio dell'assistenziale e della cura alla persona alla prevenzione. In arco piano la prevenzione permette di risparmiare diversi soldi e soprattutto di far star bene le persone, anche nelle soluzioni di carattere abitativo. I nostri anziani spesso sono soli, con case molto grandi, sono in difficoltà, e la soluzione qual è? Non hanno naturalmente più la possibilità di vivere nell'alveo familiare, eccetera, vanno nelle case di cura e naturalmente consumano gli ultimi anni. Noi proponiamo il social housing, proponiamo il co-housing per cercare di superare quelle che sono naturalmente la solitudine e quello naturalmente di star bene prolungatamente, creando anche un rapporto di forza territorialità della sanità che oggi mi pare che ha diversi problemi, soprattutto per quanto riguarda le liste d'attesa. Serve un piano assoluto per riprendere e dare funzionalità alle liste d'attesa e superare il device di carattere abilitativo, di carattere funzionale per gli anziani, che molto spesso devono fare una richiesta di visite specialistiche, eccetera, e si trovano a dei combinatori telefonici oppure di fronte alla digitalizzazione a non sapere che cosa fare rispetto a questo. Quindi per piacere creiamo una sanità a misura di persona. Grazie. Grazie anche a Stefano Marangon. Sonia Perenzoni, Movimento 5 Stelle. Allora, una delle prime cose di cui mi voglio occupare, oltre al discorso FAS che ho già citato prima, quindi non mi ripeto, è la lotta alla mafia, alla corruzione, all'illegalità e anche all'evasione, cosa che sono argomenti che vedo che nessuno ha toccato, ma che sono molto importanti, perché lì si nascondono tante risorse, sappiamo quanta evasione c'è in Italia, e poi a cascata da quello dipende tutto, perché se abbiamo un sistema corrotto, se abbiamo un dirigente corrotto, a cascata poi arriva tutto il resto. Se abbiamo un controllore corrotto, chi va a fare le analisi, chi va a fare i prelievi è corrotto, di conseguenza ci rimettiamo tutti. Se c'è un sistema mafioso, che abbiamo visto anche qui in Veneto, sta prendendo piede l''ndrangheta nel veronese, anche nel litoraneo, nel litorale, se c'è un sistema mafioso, anche quello porta via risorse e crea molti danni al tessuto sociale. Quindi lotta alla mafia, alla corruzione e all'illegalità. E ricordo che noi abbiamo tra i nostri candidati Scarpinato e De Rao, che tutti sanno benissimo chi sono. Poi per quanto riguarda un altro punto è una definitiva riforma della RAI, fuori assolutamente i partiti dalla RAI. Noi in questa legislatura abbiamo fatto l'errore di essere troppo duri e puri e quindi non abbiamo nominato nessuno dei nostri in RAI e infatti i risultati si sono visti. Noi siamo praticamente oscurati, ci siamo adesso perché c'è la par condicio, loro sono obbligati a mandarci in onda, ma solitamente vediamo di tutto e di più, ma 5 Stelle non c'è quasi mai. Quindi ambiente, mafia e corruzione, RAI. L'ultima cosa è per quanto riguarda l'inclusione delle persone diversamente abili, degli anziani,
dando un riconoscimento ai caregiver, cioè alle persone che si occupano degli anziani, quindi tipo per esempio io che mi occupo di mio papà o di mia mamma, oppure la mamma che si occupa del figlio diversamente abile. Bisogna riconoscere questa funzione sociale con un adeguato stipendio. Allora, grazie di cuore anche a Sonia Perenzoni e grazie a tutti i 9 candidati che sono stati con noi questa sera nel pre-cena, e li ricordo tutti, a partire da Emanuele Alecci, Partito Democratico, Lino Bellato, Azione Italia Viva, Enrico Cappelletti, Movimento 5 Stelle, Giuseppe Castaman, Lega, Elisabetta Gardini, Fratelli d'Italia, Luca Lendaro, Unione Popolare, Sandro Maculan del Partito Democratico, Stefano Marangon di Azione Italia Viva, Sonia Perenzoni, Movimento 5 Stelle. È vero, è stata sostanzialmente una corsa. Noi vi invitiamo a continuare a seguire questi candidati negli altri appuntamenti che avranno da qui alla fine della campagna elettorale e al voto del 25 settembre. Pensiamo però soprattutto di aver avuto, diciamo così, 2 tipi di vantaggi da questa serata. Il primo, quello di mettere a tema qualcosa che non è semplicemente un tema, ma forse è qualcosa di più per il presente e per il futuro dell'Italia. Pensiamo che sarà centrale e debba essere centrale in questa 19ª legislatura che si apre. Secondo, di aver avuto la possibilità di avere uno spaccato. Grazie davvero ai candidati per essersi presi questo tempo insieme con noi. Buona campagna elettorale. Da parte mia, personalmente, grazie ad ASVES per il contributo operativo e di pensiero che ha dato su questi temi, naturalmente, e grazie anche al professor Tenella per l'intervento di questa sera e per il lavoro che in generale fa, un riferimento chiaro non solo per il sistema mediatico rispetto a un mondo che cambia sui temi di cui si occupa. Bene, io credo che con questo possiamo chiudere. In bocca al lupo a voi e a tutti gli italiani, a tutte le persone che ci stanno seguendo, una informazione consapevole e poi una decisione serena sul voto che tutti quanti attende noi tra meno di 2 settimane. Grazie. Andare a votare. Andare a votare, esatto. Andare a votare.